Noi oggi abbiamo deciso unitariamente, quindi RSU Finfiain, di far entrare tutti i lavoratori, anche quelli che non erano in possesso del Green Pass, nella mensa. La protesta di oggi ha portato alla chiusura immediata della mensa da parte di Sodexo e dell'azienda, e quindi tutti i lavoratori praticamente non hanno mangiato oggi. Momenti di tensione oggi in mensa all'Electrolux, con 600 lavoratori che alla fine sono rimasti senza pranzo e altri 600 che sanno già non verrà distribuito nel turno serale. Il blocco è avvenuto quando il primo operaio senza Green Pass si è presentato alla distribuzione, che ha subito ordinato di ritirare le pietanze appena preparate, scaldando immediatamente gli animi. A quel punto è stato chiesto l'arrivo in mensa della responsabile del personale dello stabilimento di Susegana, che ha ribadito la posizione dell'azienda nonostante i tentativi di mediazione dei sindacati. All'inizio avevamo detto proviamo a mettere dei tavoli per cui le persone un po' più alti degli altri, in cui le persone stanno in piedi. L'azienda ha risposto di no. Abbiamo chiesto una struttura da mettere all'esterno, ha detto assolutamente no. Addirittura siamo arrivati a proporre noi di fornire la struttura. Anche qua sull'azienda ha posto tutta la resistenza e ha detto di no. E questo sottolineano i lavoratori mostrando queste foto in una mensa dove vengono rigidamente rispettati distanziamenti e barriere. Il tutto mentre quotidianamente si vive una contraddizione lungo le linee di produzione. Le persone con cui si va a mangiare, e che sembra che adesso non sia più possibile, sono le stesse persone che noi abbiamo in fianco quando lavoriamo. Lavoriamo 8 ore in fianco a una persona e poi quando siamo in mensa uno può entrare e uno deve stare fuori. Chiara la posizione dei sindacati sulla vaccinazione. Noi non abbiamo un problema col vaccino o col Green Pass, noi abbiamo una posizione molto chiara che i lavoratori dovrebbero vaccinarsi, ma sono scelte dei lavoratori e non possiamo essere noi a discutere. Si profila dunque sempre più un muro contro muro tra aziende e lavoratori scesi in sciopero ad ogni fine turno. La protesta continua anche questa sera, abbiamo avvisato anche i lavoratori del turno di sera e faremo uscire 1 ora e 45, uscendo alle 8:15 i lavoratori del turno di sera.